Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati per un nuovo e frizzante appuntamento di inizio settimana insieme al nostro oroscopo con le stelle di Radio.0. Siamo pronti ad aprire questa settimana in questo lunedì con tante novità. Iniziamo subito. Ariete, iniziamo da voi. Il sole in sestile a Giove vi regalerà una bella sferzata di energia per vivere intensamente e gioiosamente ogni esperienza che la vita vi propone. Per merito di Venere e Giove nel segno, in più avrete il giusto riconoscimento economico a tutti i vostri sforzi. Toro, con la luna in pesci in sestile a Urano congiunto saprete abbandonare le vecchie ormai obsolete abitudini per aprirvi a nuove possibilità e interessi. Complimenti! Mercurio e Urano sono alleati in più, avrete così un'ottima abilità nell'affrontare ambienti ed eventi del tutto nuovi. Gemelli, il sole in sestile a Giove vi elargirà fantasia in abbondanza e la capacità pure per reinventarvi quando e come vi piacerà e se si renderà soprattutto necessario. Farete poi nuove conoscenze che potranno aiutarvi in ambito sociale e anche orientarvi nella carriera, mica male. Cancro, passiamo a voi. Grazie a Mercurio favorevole dal Toro appagherete la curiosità con quelle tematiche che spesso per il troppo da fare il vostro dovete mettere in un angolo. Occhio dall'altra parte a ciò che mangiate. Giove quadrato vi consiglia di scegliere un menù un po' più equilibrato. Leone, per aggirare l'avversità di Saturno oggi saranno necessari un impegno meticoloso a dir poco e la disponibilità a sostenere numerosi incarichi nella vostra attività. Mercurio è ostile in giornata, tante chiacchiere con gli amici che poi si riveleranno però essere senza concretezza. Attenzione! Vergine, con Mercurio in trigono avrete voglia di vivere situazioni divertenti, spensierate e che allo stesso tempo vi offrano nuove e proficue opportunità. Siete un po' esigenti, eh? Fate attenzione perché Nettuno nemico vi confonderà un po' le idee oggi con tanti dubbi e ripensamenti. State in campana. Bilancia, in famiglia evitate di accettare compiti o incombenze che non sono di vostro gradimento, solo per non andare però contro l'opinione e la convinzione degli altri. Considerato Giove in opposizione, in questo lunedì non esponetevi troppo con iniziative lavorative un po' troppo azzardate per i vostri gusti, o almeno per il momento. Scorpione, avvertirete la pesantezza di Saturno, ma per fortuna la bella luna nel segno dei pesci porterà qualche sprazzo di serenità che vi rassicurerà in giornata. Se Saturno dovesse farvi saltare buona parte dei programmi, voi restate comunque calmi e concentrati, questo vi aiuterà. Sagittario, vi si chiederà a voi di sbrogliare una faccenda familiare complessa, proprio voi sì. Concentratevi e mantenete la calma se non volete ingarbugliarla ancora di più. Ringraziate poi Venere e Giove se il momento è propizio per gli affari e le trattative di carattere legale vi stanno aiutando e non poco. Capricorno, la luna in pesci è una garanzia di collaborazione nella professione, lo sapevate? Ottima giornata quindi per darvi da fare nei progetti che da tempo avevate messo in cantiere ma fin qui tenuto nel cassetto. Un incontro imprevisto, attenzione, potrebbe sbloccare finalmente una questione stagnante, preparatevi. Acquario, avete oggi Saturno nel vostro cielo che vi premierà per la pazienza che state impiegando riguardo gli affari di lavoro e anche di cuore, garantendovi stabilità e sicurezza soprattutto. Fermezza, tenacia e inventiva poi sono le chiavi che apriranno di sicuro le porte di un meritato successo nella carriera. E chiudiamo con i pesci, che si ritrovano la luna in sestile a Urano. Saprete infondere coraggio nelle scelte a chi vi è accanto e spronare all'autonomia persone a voi care e troppo titubanti, almeno a vostro parere. Lasciando correre certe fantasticherie saprete cogliere le concrete occasioni che vi vengono incontro. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. Un buon lunedì, un buon inizio settimana a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio